La parola a Concetta Tiralosi. Intanto buongiorno a tutti e grazie per questa possibilità. Io appena ho ricevuto l'invito tramite internet ho voluto prenotarmi a dare il mio contributo, in quanto dall'inizio di questo movimento, che per me è stato fondamentale grazie all'intelligenza politica e alla sensibilità di Lino Leanza, che nei 10 anni della mia lotta per il lavoro al Comune di Catania, perché io sono stata una di quelle precarie che è entrata al Comune di Catania nel 2000 e ha dovuto lottare fortemente per mantenere il proprio lavoro e la propria dignità, perché vorrei ricordare che diciamo che la città non è solo di chi la governa ma anche di chi la vive, e chi la vive all'interno di un'amministrazione come impiegata fa lo stesso. Quello che io voglio dirvi stamattina è questo: so di quale verità voglio parlare e di quale Sicilia voglio raccontare. Voglio fare ordine nei sentimenti e nelle priorità, accantonando sentimenti e pregiudizi. Voglio certamente in 3 minuti centrare almeno una questione che scardini l'ordine di senso attuale, che ci descrive ancora una volta come condizione del Sud, come condizione femminile meridionale, come condizione di lavoro precario e così via. Bene, io non voglio più che mi si parli in questi termini, in quanto è fuorviante dalla realtà dei fatti quotidiani che mi coinvolgono. Sono fatti che certamente sui mezzi di comunicazione non fanno notizia, occupati come sono dalla morbosa caccia a episodi di malcostume e di morti ammazzati, ma che invece in realtà costituiscono il pane quotidiano di cui ci cibiamo. Voglio fare conoscere proprio le scelte capillari quotidiane di tante donne abitanti della Sicilia, tra le più coraggiose, perché protagoniste di vero cambiamento radicale nel senso della vita, libero da sopraffazioni e da un subdolo potere oltraggioso che cerca continuamente di sconvolgere il percorso di esistenza e di pensiero di ciascuna di noi. Voglio raccontare delle scelte di donne che, come me, qui in Sicilia, a Catania, tenacemente vogliono restare e viverci difendendo con intelligenza il bene comune in ogni luogo della vita sociale, la famiglia, il lavoro, le istituzioni, a dispetto di racconti miserevoli che un sistema culturale stereotipato ancora si ostina a divulgare. Tempo, grazie. Io quello che propongo, pertanto, è di lasciare che tutte le potenzialità di donne e uomini di questo territorio vi si dispieghino liberamente per il bene comune. Non ci resta quindi che promuovere semplicemente scambi leali, basati su poche regole ma certe, che incoraggino la correttezza e scoraggino accomodamenti truffaldini, se non illegali, che ci ricaccino ripetutamente ai limiti della civiltà anziché ai suoi livelli più avanzati. Questo è il vero fatto economico che mi interessa e che descrive meglio, a mio parere, lo sviluppo e il progresso verso cui tendere la nostra Sicilia. E per questo detto che la politica delle donne di cui mi occupo pone Stato e mercato e relativo corredo istituzionale che volacemente li regola, appesantendo con innumerevoli leggi e leggine poche utili in verità, ai margini della centralità davvero iniziale del nostro sguardo. Lo sguardo di donne che mette sempre a fuoco principalmente la felicità di una vita dignitosa delle donne e degli uomini di Sicilia come del resto del mondo. Grazie per questa possibilità, è un momento magico. Grazie tanto.